Mister, dopo il gol della Pianese nel primo tempo c'è stata la reazione della sua squadra del calcio di rigore, poi nella ripresa un po' poco, forse anche qualche giocatore non al top della forma, l'esclusione di Marri, cosa non ha funzionato dopo l'1-1? Ma all'inizio, come detto te, abbiamo sofferto i primi 4-5 minuti, siamo stati un po' timorosi, abbiamo preso uno schiaffo, però da quello schiaffo insomma fino all'episodio della punizione deviata del secondo gol della Pianese, credo che in campo c'è stata solo una squadra. Purtroppo non siamo stati bravi a chiuderla con l'azione anche di Giuliacci all'ultimo minuto. Niente, dopo c'è stato l'episodio della punizione fortuita, una deviazione fortuita, si è trovato la palla davanti alla porta, ha fatto gol. In quel momento avevo messo anche un altro attaccante, anche perché c'è stata l'espulsione del giocatore Pianese, quindi provavo a vincere la partita e paradossalmente da una partita in mano ce la siamo vista sfuggire in maniera particolare, perché se poi andiamo a analizzare le occasioni della Pianese, a parte il primo tiro dei primi 4 minuti, credo che l'altro tiro l'ha fatto il gol della direzione. Abbiamo avuto il pallino di gioco nel primo tempo, il secondo tempo è stata una partita molto equilibrata e poi ecco, negli episodi la dicono tutta, nel senso che noi non siamo stati bravi a chiuderla e quando non chiudi le partite nel calcio poi prima o poi la paghi. Senta, la sostituzione di Marri? Ma la sostituzione di Marri è una sostituzione, diciamo, tattica, perché in quel momento avevo bisogno di una persona fisica, anche perché Marco aveva speso parecchio nel primo tempo, aveva fatto il lavoro che avevamo preparato in settimana, quindi avevo bisogno di una persona di centimetri, una persona fisica che mi poteva permettere magari di sfruttare qualche cross nel gioco aereo e di farmi salire la squadra, ma non è assolutamente una bocciatura, è stata solo una decisione tattica. Domenica arriva il Consacco in casa, a voi avete adesso l'obbligo di fare 3 punti. Sì, abbiamo l'obbligo perché la classifica dice questo. Purtroppo a livello di prestazioni non demeritiamo mai, perché credo che il 3-1 sia stato eccessivo. Abbastanza. Sì. Forse un po' di inesperienza per la categoria, siete una promossa? Sì, probabilmente c'è anche questo, abbiamo preso 3 giocatori importanti, perché Porcaro, Comini e Rocchi sono 3 giocatori di categoria anche superiore, non bisognava portarla a termine, alla fine se non riesci a vincerla non la devi assolutamente perdere. Purtroppo il gol del Leone è venuto in un episodio, una deviazione, però ecco, c'è un grande rammarico perché comunque sia la squadra comunque sia ha espresso, diciamo, anche un buon gioco il primo tempo, perché siamo andati sulle fasce diverse volte, abbiamo messo le palle dentro l'area, abbiamo avuto le buone geometrie anche in mezzo al campo, dietro non abbiamo rischiato più nulla dopo il gol dei primi 4 minuti, quindi c'è il rammarico perché ci troviamo qua a commentare una sconfitta credo immeritata, però purtroppo il campo dice questo e bisogna assolutamente prendere i provvedimenti. Lo sapevamo che in questo momento di rodaggio bisogna aspettare perché abbiamo quei 3 giocatori che non giocano praticamente da 5-6 mesi, quindi hanno bisogno della partita, hanno bisogno di lavorare, però allo stesso momento devono essere pronti per la domenica. Speriamo che questo momento, anche un pochino di sfortuna, tra virgolette, venga superato e poi quando gli altri entreranno in condizioni credo che questa squadra comunque sia, visto anche le prestazioni che abbiamo fatto anche a Gualdo, anche domenica in casa contro il Poggi Bonzi, anche oggi, perché tutto sommato abbiamo fatto una buona partita, tranne gli episodi, come dicevi, dell'esperienza in alcuni momenti. Ma auguro che questa squadra, anzi sono convinto che questa squadra fra un po' di tempo breve comunque sia può dir la sua nel campionato, può giocarsela.